Telespettatori di Antenna 3, buona giornata e ben ritrovati con il nostro telegiornale che come ogni domenica vi terrà compagnia fino alle 13:30 con tutte le notizie, gli aggiornamenti di cronaca della giornata di oggi e anche numerosi approfondimenti su temi di attualità. E poi naturalmente avremo un focus sulla notte del Redentore. Ieri sera i fuochi d'artificio hanno illuminato il bacino di San Marco incantando Venezia, prima prova peraltro di grande evento con il Green Pass. Ne parleremo nel corso di questa nostra lunga diretta. Tra l'altro ricordiamo poi che quest'oggi Antenna 3 seguirà la parte religiosa del Redentore con una nuova diretta oggi pomeriggio a partire dalle 18 e poi a partire dalle 19 verrà trasmessa in diretta la messa solenne del Patriarca che appunto andrà in onda nel consueto orario anche del telegiornale di Treviso, che quindi in via del tutto straordinaria quest'oggi andrà in onda alle 20:30. E poi abbiamo anche la cronaca. Purtroppo la cronaca ci porta a Portogruaro con la notizia di un grave incidente stradale che si è verificato all'alba di oggi, ha coinvolto due vetture. Ecco, vedete le immagini che ci hanno inviato i vigili del fuoco. 6 persone sono rimaste ferite, 2 delle quali sono in gravi condizioni. I pompieri sono arrivati dal locale distaccamento di Portogruaro, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una delle due vetture, vedete una Ford Fiesta rovesciata su un fianco, una coppia di coniugi che sono stati trasferiti all'ospedale con l'elicottero e l'ambulanza. Feriti anche i 4 occupanti dell'Audi A4, pure loro assistiti e portati in ambulanza al pronto soccorso. Illesi invece fortunatamente gli occupanti della terza auto coinvolta nell'incidente. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di legge. Le operazioni di soccorso sono terminate questa mattina verso le 8. Ed ora saluto il nostro primo ospite, vedo che si è già collegato, Mario Pozza, presidente di Union Camere del Veneto e delle Camere di Commercio di Treviso Belluno. Buongiorno Pozza. Buongiorno a voi. Buongiorno, grazie per essere con noi. Comincerei subito con il dare quelli che sono i dati del bollettino dei contagi di oggi che sono stati proprio diffusi pochi minuti fa dall'azienda Zero, perché sono 379 i nuovi casi di positività al coronavirus nelle ultime 24 ore registrati in Veneto. Fortunatamente non c'è stato nessun decesso e al momento non si vedono gli effetti di questo incremento di contagi sulla come pressione a livello di ricoveri ospedalieri. Complessivamente sono 239 le persone ricoverate nella nostra regione, una in più rispetto a ieri. Scendono leggermente quelle delle persone ricoverate in terapia intensiva. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono in tutto 6.816 nella nostra regione, ma quello che preoccupa, Pozza, è soprattutto questo incremento esponenziale trascinato dalla variante Delta e questo incubo insomma di una nuova ondata, di una quarta ondata che gli esperti si aspettano per agosto, nel pieno dell'estate, nel pieno delle vacanze, ovviamente con tutte le ripercussioni che questo potrebbe avere anche sul sistema economico. C'è preoccupazione sì, perché vediamo i dati non solo in Italia ma anche nei paesi che sono più avanti di noi nei contagi, tipo la Spagna, tipo la Francia e l'Inghilterra. Sono dati che preoccupano. Ovviamente da quello che ci dicono i tecnici, gli esperti, non sarà della portata della gravità come le altre, però il contagio ci sarà e quindi c'è preoccupazione perché già si inizia qualche effetto a vederlo soprattutto sulle spiagge. Ecco, infatti,
sì, mi scusi, infatti appunto questo le volevo dire, dal vostro osservatorio, diciamo, è chiaro che sono notizie ancora così, insomma, freschissime, per cui magari l'effetto ci vorrà ancora qualche giorno, qualche settimana, però in generale, no, si comincia a sentire anche qualcuno che tende a, come dire, rinviare le ferie, a disdire, a porsi degli interrogativi sulle prenotazioni anche, no? Sì, ma più che altro dagli stranieri, soprattutto dalla Germania, perché a parte la catastrofe che abbiamo avuto in questi giorni, che anche quella incide un po', però c'è questo timore e di conseguenza se c'è una ripartenza questa rischia di avere un rallentamento, questa ripartenza del flusso turistico in questi paesi che sono tradizionalmente il nostro bacino più importante per le spiagge, perché anche sono più vicine alla Germania, all'Austria. Però bisogna ovviamente che tutti quanti noi facciamo la nostra parte, nel senso di vaccinarsi, perché vediamo che chi è vaccinato, anche se viene contagiato, non ha la gravità dei contagi delle altre due, anzi delle altre 3 tornate che abbiamo vissuto questa primavera, quest'inverno e l'estate, sì, l'anno scorso. Ecco, sicuramente infatti questo è l'appello che continuano a ripetere le autorità, che continuano a ripetere tutti gli esperti, perché proprio veramente l'unica cosa che noi possiamo fare per difenderci da questo virus è vaccinarci, e questo naturalmente ha degli effetti positivi sulla salute complessiva ovviamente della popolazione, sul sistema ospedaliero, ma non dimentichiamo anche gli effetti sull'economia, insomma, perché purtroppo quello che abbiamo vissuto negli ultimi 15 mesi ha portato delle conseguenze drammatiche in tantissimi settori della nostra economia, per cui soltanto l'ipotesi di ulteriori chiusure o di ulteriori limitazioni ovviamente prospetta degli scenari assai inquietanti, soprattutto in un momento nel quale si comincia effettivamente a vedere una ripresa. Sì, i dati che abbiamo pubblicato proprio nelle scorse ore parlano quasi di un 5% in più nell'export, 16 miliardi nei primi 3 mesi dell'anno, quindi c'è una ripresa, c'è tanta voglia di ripartire e soprattutto c'è una vena di ottimismo che è, direi, importantissimo per il mondo dell'economia. Le esportazioni stanno tirando dalla meccanica al settore del mobile, all'elettromedicale, e quindi questo è positivo, però se dovesse peggiorare la situazione sanitaria tutto si rallenta, probabilmente non andremo ai lockdown, però ovviamente la vita sociale viene ridimensionata e quindi i consumi torneranno ad essere contenuti e questo non va bene perché ormai andiamo verso il secondo anno da questi obblighi e da queste restrizioni. Come ripeto, bisogna che assolutamente tutti quanti noi ci vacciniamo, perché è anche un costo per la società, è un costo perché chi non si vaccina, che si becca il contagio, va a gravare sugli ospedali, va a gravare sulla nostra sanità pubblica e non va bene così. Oltre naturalmente, appunto, come giustamente lei diceva, a portare a un rischio maggiore di eventuali provvedimenti che in qualche modo poi hanno delle ripercussioni economiche evidenti. Ma ritorniamo sui dati, Pozza, sono dati appunto freschissimi questi che lei citava circa l'andamento soprattutto delle esportazioni, che sta riprendendo insomma a trainare quella che è la locomotiva del nostro territorio. Che peso hanno queste voci? Pensiamo per esempio, lei citava il settore del mobile, del legno arredo, ma anche l'agroalimentare, no? E proprio di queste ore per esempio la notizia del record del Prosecco, delle esportazioni di Prosecco, che addirittura ha superato il 17% in più, un record insomma che non si era mai avuto nemmeno prima del Covid. Sì, nonostante qualche dei poverini, ma comunque il Prosecco ancora ha una sua capacità di crescere come mercato, sta trovando molto favorevolmente il mercato del Prosecco Rosé, che quindi è un mercato nuovo e che sta veramente dando soddisfazione ai produttori, perché ne ho sentiti e sono molto entusiasti dei risultati all'estero, impensati poi tra l'altro. Ma il Prosecco non vuol dire solo vino, ma vuol dire anche tutto l'indotto. Abbiamo anche un termometro di misura che è quello del transito dei camion sulle nostre autostrade. È
più forte di quello del pre-Covid, quindi direi questo è un ulteriore termometro che ci fa capire quanto sia la nostra economia importante l'esportazione, quanto sia importante questi paesi come la Germania, la Francia, la Gran Bretagna, insomma i mercati domestici, se ormai vogliamo chiamarli così, ma gli stessi Stati Uniti stanno riprendendo. Quindi, come dicevo, c'è questa area di ripartenza che ha qualche incognita, come ad esempio anche la difficoltà di trovare personale, l'aumento delle materie prime. E, insomma, ci sono diversi alert, se così vogliamo chiamarli, che dobbiamo avere attenzione, ma che ovviamente un imprenditore cerca sempre di guardare in prospettiva e di attrezzarsi per la competizione, per la sfida. Noi esportiamo oltre il 50% delle nostre produzioni. Proprio l'altro giorno eravamo a Montebelluna all'inaugurazione di due padiglioni molto importanti in uno stabilimento di un'azienda che lavora con le più grandi case automobilistiche del mondo, che addirittura mette anche a disposizione queste attrezzature, questi strumenti alle piccole aziende artigiane. Quindi un concetto di filiera, un concetto di economia del territorio. Ecco, certo, sicuramente. Lei accennava però anche a alcuni elementi di preoccupazione, come quello del rincaro delle materie prime. Insomma, ce ne siamo resi conto tutti quanti, anche soltanto andando a fare il pieno alla pompa di benzina, di quanto i carburanti siano rincarati nelle ultime settimane. Ma sentendo un po' tutte quelle che sono le varie categorie, dagli artigiani, pensiamo poi soprattutto al mondo dell'edilizia, che in questo momento, diciamo, avrebbe questo incredibile volano offerto dal super bonus 110% e delle difficoltà che hanno le imprese proprio nell'acquisto delle materie prime. Sì, questo è un problema importantissimo che deve essere portato all'attenzione della politica, perché altrimenti, come ho più volte detto, c'è un rischio di un flop su questo 110%. Da una parte la burocrazia è molto forte per arrivare ad avere, insomma, e mettere in piedi il cantiere, e con le responsabilità che ci saranno dopo una volta avute le autorizzazioni, e dall'altra parte ovviamente i costi e quindi i preventivi che vengono fatti, che poi ora che ti arrivano le autorizzazioni ci vogliono mesi, e questo porta a cosa? Porta ovviamente a lievitare i prezzi, che l'impresa non sta più dentro con quei preventivi, e di conseguenza più di qualche caso ha dovuto rinunciare anche al cantiere. E questo è preoccupante, oltre, come dicevo, alla difficoltà di trovare imprese che ti facciano il lavoro, anche dal falegname a quelli che fanno i cappotti. È una situazione, direi, kafkiana, se così possiamo dire, perché in un momento così strategico l'economia dell'edilizia muove oltre 70 tra mestieri, professioni, commercio e altro, quindi è determinante per la ripartenza. Poi l'altro elemento è quello che il governo ancora non ha deciso se prorogarlo o no dopo il giugno del 2022. Queste incertezze vanno a gravare sul mondo dell'economia, è la peggior cosa, la mancanza di certezza da parte dei provvedimenti. Sicuramente questa mancanza di certezze la stiamo vedendo, appunto lei citava prima anche il settore del turismo, proprio perché l'andamento dei contagi in questo momento ovviamente fa mancare delle certezze a tutte le persone, a noi come cittadini che magari stiamo per prenotare le vacanze, agli operatori per organizzare le loro strutture. Quindi è chiaro ovviamente che l'incertezza determina effetti negativi assai pesanti. Lei citava anche un altro problema che più volte è stato sollevato nelle ultime settimane, in particolare dalle imprese artigiane del nostro territorio, che è quello della difficoltà di trovare tecnici, di trovare manodopera specializzata. Secondo lei come mai sta accadendo questo? Come mai i giovani non sono più attratti da determinate professioni che comunque hanno reso ricco negli anni il nostro territorio, no? Hanno fatto un po' la ricchezza di tutto il nord-est. Pensiamo a tutte quelle tantissime professioni dell'artigianato, del commercio, nei settori del turismo, dell'edilizia, della meccanica, eccetera. C'è un problema scuola-lavoro, c'è un problema con le famiglie, come mai?
Ma guardi, le do un altro metro di misura. I ragazzi che vengono fuori dalle scuole professionali, il 90% trova lavoro subito, ancora prima di finire il corso all'interno delle scuole, insomma, gli anni obbligatori. E questo è dovuto a una mancanza di orientamento, di programmazione che paghiamo da tanti anni, da una parte, dall'altra la mancanza di giovani. C'è un problema di carenza di manodopera, ma è dovuto anche perché le famiglie sono sempre famiglie con un figlio massimo 2 quando va bene, si può dire. E questo va ovviamente, il calo demografico, a incidere. E come dicevo, e poi l'orientamento è fondamentale. Qui bisogna fare un lavoro molto importante, partendo dalle scuole medie alle superiori, per orientare i ragazzi e fargli capire loro che una scuola professionale ha le stesse, anzi dà maggiori opportunità addirittura rispetto a chi vuole fare un liceo o quant'altro, perché l'occupazione la trovi subito, ma anche perché dal punto di vista del reddito ti dà reddito, cioè un buon idraulico lo paghi, un buon tecnico, un buon muratore lo paghi, e qui rischiamo di perdere tante professionalità, soprattutto in un paese come il nostro che è ricco di monumenti, di storia, di arte, di cultura, ma soprattutto in un paese come il nostro che è un paese della piccola e della microimpresa. Cioè noi abbiamo tante piccole imprese che sono tanti piccoli artigiani o piccoli commercianti che si mettono in competizione, e quindi abbiamo questo modello che tutto il mondo da una parte ci invidia perché ci permette di essere anche nei momenti di crisi, direi non siamo vulnerabili quando siamo come le economie monotematiche, e quindi avendo questa capacità di tante piccole imprese di convertirsi nella produzione con costi anche minori. Un insieme di fattori che secondo me la politica ha molto trascurato e bisogna ovviamente riprendere. Le dirò di più, e addirittura in Veneto è una delle regioni che sulle scuole professionali la regione Veneto investe molto, perché la formazione professionale è delegata alle regioni, e questo direi siamo in una regione fortunata, ma se noi diciamo siamo in una regione fortunata, figuriamoci in altre regioni d'Italia. E infatti sappiamo, no, quanto anche lo stesso abbandono scolastico da parte dei giovani sia un problema, ed è un problema che si è acuito proprio nell'ultimo anno e mezzo causato dalla pandemia. Torno su questo argomento della scuola, Pozza, perché so che lei ci tiene particolarmente, insomma è un tema particolarmente caro, quello dell'educazione dei giovani, e forse anche degli interventi che bisognerebbe fare nelle famiglie, perché molto spesso tante famiglie, insomma, pensano all'istruzione magari universitaria superiore per il proprio figlio, giustamente auspicano che si laurei, che diventi medico, avvocato, ingegnere, però bisogna anche pensare, insomma, che non tutti sono adatti a diventare avvocati, medici o ingegneri, per cui ci sono anche tante altre importanti figure professionali che possono dare degli ottimi sbocchi lavorativi a questi ragazzi per il futuro. Sì, molto anche si può dire adesso, non dico va di moda, ma insomma si sta investendo molto sul digitale, no? Ecco, una buona preparazione anche all'interno delle nostre imprese è di tecnici rivolti al digitale. Le macchine di ultima generazione sono tutte macchine che bisogna sapere conoscere bene il computer, come adoperarlo, il web, il 3D, insomma ci sono tecnologie al giorno d'oggi che devono avere delle competenze. Anche questo è un limite perché non abbiamo tecnici in grado di poter far lavorare queste macchine, che c'è sempre bisogno dell'uomo. E come dicevo, se noi facciamo capire ai nostri giovani che ci sono tante opportunità, al di là che tu sia un medico, un avvocato o un notaio, è dalla famiglia che dipende questo, e questo qua ovviamente ambire a avere il figlio con la laurea, tutti quanti ambiremo e vorremmo che fossero tutti laureati, professori accademici o noti professionisti, però insomma la nostra esperienza anche imprenditoriale, noi vediamo tanti capitani di industria qui in Veneto che hanno magari il titolo di studio di una scuola professionale o al massimo di una maturità o di una ragioneria, quindi non di laurea,
Questo non per disincentivare, però per dire il mondo del lavoro dà tante opportunità, accompagnato da una buona preparazione, perché anche nelle scuole professionali al giorno d'oggi ti insegnano a parlare l'inglese, ti insegnano tutte quelle materie che servono per essere direi competitivo. Insomma, al passo con i tempi ovviamente del nostro mondo, che è cambiato rispetto a una volta, ovviamente. Ecco, a proposito di digitale, Pozza, c'è un'iniziativa proprio della Camera di Commercio in questo senso, che è molto interessante, no? Le vetrine digitali della Camera di Commercio, che sono state messe a disposizione gratuita delle imprese per una promozione. Ma di che cosa si tratta, Pozza? Allora, noi abbiamo due tipi di vetrine in Camera di Commercio. In via Toniolo abbiamo le vetrine dove mettiamo in mostra i prodotti delle imprese artigiane, anche industriali, delle nostre due province di Treviso e di Belluno. Invece in via Fiumicelli, nella parte sotto il porticato, abbiamo le vetrine digitali, che lì ci sono dei monitor, dei schermi che le imprese hanno dei filmati da mettere a disposizione della Camera di Commercio. Noi li mettiamo in rete per presentare i loro prodotti, per presentare la loro azienda, e questo è un ulteriore strumento di comunicazione. Ormai al giorno d'oggi noi vediamo che il web è fondamentale per promuovere i nostri prodotti, e quindi entra nel circuito camerale ed è una vetrina sempre a titolo gratuito, come le vetrine di via Toniolo, che possono essere, chiamando in Camera di Commercio, prenotando degli spazi, possono essere un elemento di promozione della propria attività imprenditoriale. Oltre che a quello, poi si trovano in queste vetrine ovviamente i bandi del sistema camerale, i bandi dell'amministrazione pubblica, l'attività della Camera di Commercio, quindi un ulteriore direi strumento di comunicazione e di promozione che la Camera di Commercio mette a disposizione delle nostre imprese, di tutte le categorie ovviamente. Certo, un'ultima domanda, Pozza, che le volevo fare. Certo, nessuno di noi ha la sfera di cristallo ovviamente, ma lei cosa prevede per la nostra economia nei prossimi mesi? Ma io sono ottimista, lo sono sempre per natura. Poi un imprenditore, se non è ottimista, è meglio che cambi mestiere, no? Però ci sono alcune incognite. Abbiamo visto che però nella ripresa da questa terza ondata che abbiamo avuto questa primavera, nella ripresa siamo stati bravi, perché i numeri li abbiamo dati prima sulle esportazioni, sulla produzione, carenza di manodopera. Ecco, ci sono alcuni fattori che bisogna tenere le antenne alte, perché come dicevo prima, il problema dei vaccini è un problema di chi non vuole vaccinarsi. Io riterrei, ad esempio, se dovesse beccarsi il contagio, è giusto che si paghi eventualmente la cura dopo, perché non è giusto che la paghi la collettività. Lo Stato ti mette a disposizione il vaccino, se ti vaccini bene, se non ti vaccini, se ti ammali paghi la degenza in ospedale, e allora così vediamo quanti andranno allo sportello a prenotare la vaccinazione da una parte. Dall'altra c'è un settore, quello del turismo, che preoccupa, perché ovviamente questa incertezza è una spada di Damocle. Il turismo e la ristorazione ne hanno pagato il conto più di tutti. Sul settore invece della produzione ci sono quei due fattori dell'aumento delle materie prime e carenza di personale, ma insomma per le materie prime verso l'autunno dovrebbe, direi, un po' ridimensionarsi questi aumenti, anche perché c'è stato un fattore di ripartenza globale a livello mondiale, di conseguenza tanta richiesta di materie prime. E comunque la nostra economia è un'economia vivace, i nostri imprenditori sanno affrontare queste sfide. Io lo dico sempre, il nostro modello, che è il famoso modello nord-est, che tutti quanti davano per morto, sa adattarsi ogni volta ai cambiamenti. E in questi giorni che ho avuto modo di andare in diverse aziende, ho visto tanti investimenti, tanta voglia di ripartire e di essere competitivi. D'altronde il Made in Italy è richiesto, la nostra capacità di produrre qualità, prodotti che il nostro modo di vita, di stile ci è riconosciuto. Poi adesso abbiamo vinto anche il campionato del mondo di calcio, anche quello andrà a essere in maniera positiva, a dare un contributo alla ripartenza, e adesso abbiamo anche le Olimpiadi, speriamo che le facciano e portare a casa qualche medaglia. Una vena di ottimismo nazionale ci sta, soprattutto per un paese che esporta molto come l'Italia. Ecco, un flash proprio, poi la saluto, Pozza, la lascio andare. Lei è favorevole a un uso ampio del Green Pass, a un allargamento dell'utilizzo del Green Pass?
Io sì, perché andiamo a tutelare ovviamente anche chi non è vaccinato, da un'altra parte, e soprattutto perché bisogna iniziare a mettere delle regole, altrimenti qui ognuno fa quello che vuole e dopo alla fine il conto lo paga tutta la collettività. E noi abbiamo fatto sforzo come imprenditori, ad esempio nei ristoranti, mettere tutti gli strumenti di protezione, eccetera, e dopo siamo stati chiusi e sono stati riaperti. Ecco, però ci vuole uno sforzo collettivo da parte di tutti, farsi i vaccini, rispettare le regole, le mascherine, e chi non vuole fare il conto lo deve pagare personalmente, come ho detto prima. Non deve approfittare di questa benevolenza dello Stato e della collettività. Ci lamentiamo perché paghiamo tante tasse, ma queste tasse devono essere anche spese bene. Pozza, io la ringrazio, grazie per essere stato con noi, buona giornata e buona domenica. Grazie a voi. Grazie. Grazie a voi altrettanto. Grazie, un saluto. Grazie. Noi ora andiamo a Venezia con le bellissime immagini dei fuochi del Redentore. La notte famosissima è stata un successo nonostante appunto tutte le misure di limitazione legate alla pandemia. Vediamo i fuochi, abbiamo in collegamento da Venezia Lorenzo Maier. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Marta, buongiorno ai nostri telespettatori, buona domenica del Redentore. Allora, com'è andata questa nottata, questa prova generale per il primo grande evento in Italia organizzato appunto con il Green Pass, che era indispensabile per poter accedere? Diciamo è andata bene, prima prova superata, direi brillantemente a pieni voti. È stata una serata magica, si può dire, perché i fuochi d'artificio sono tornati ad illuminare il cielo di Venezia, con un omaggio particolare anche alla città per i 1600 anni di Venezia. Appunto lo spettacolo pirotecnico ha visto anche formarsi proprio la scritta Venezia come omaggio e riconoscimento verso la Serenissima. È stato un Redentore comunque diverso dal solito, da quelli che eravamo abituati a vivere in epoca pre-Covid, perché c'è stato un accesso contingentato, 18.000 persone e 3.000 circa imbarcazioni. Teniamo presente che in epoca pre-Covid erano anche circa 90.000 le persone che arrivavano a Venezia per questa notte famosissima, per assistere o dalle imbarcazioni dall'acqua del bacino o dalle rive allo spettacolo pirotecnico, per cui c'è stata una ripartenza graduale in piena sicurezza, perché lo ricordiamo che per arrivare qui a Venezia bisognava necessariamente aver prenotato attraverso il sito del comune il proprio posto, e bisognava poi esibire o il Green Pass o il certificato di doppia vaccinazione o il tampone, per cui non c'è stato in alcun modo un abbassamento, un allentamento delle misure di sicurezza. C'è stata la volontà comunque di sperimentare una possibilità che potrà anche essere probabilmente imitata nei prossimi mesi anche nel resto non solo del nostro Veneto ma anche d'Italia per quanto riguarda gli eventi in presenza. Devo dire che da quelle che sono le prime, il primo bilancio è un bilancio sicuramente positivo, chiaramente poi bisognerà attendere ancora qualche giorno per poi avere la certezza matematica assoluta che non si verifichino altri focolai, ma comunque, se posso dire, è andata molto meglio anche rispetto agli assembramenti che si erano visti domenica scorsa in tutta Italia per le partite della finalissima dell'Italia ai campionati europei, perché qui c'era comunque una imponente macchina organizzativa fatta da volontari, da forze dell'ordine, da volontari della protezione civile, dall'autorità sanitaria, che ha predisposto dei protocolli che permettessero alla festa di svolgersi in piena sicurezza, per cui direi che
è stata buona la prima, ecco, il primo esame buona è la stato prima superato. esame superato, insomma per Venezia stiamo continuando a vedere queste immagini davvero meravigliose dei fuochi d'artificio che hanno illuminato ieri sera il bacino di San Marco. Grazie mille dunque a Lorenzo Maier per questo collegamento. Noi comunque quest'oggi torneremo a parlare della festa del Redentore alla fine di questa edizione. Poi naturalmente vi ricordo che seguiremo a partire dalle 18 con una nuova lunga diretta la domenica del Redentore con la festa religiosa, e quindi dalle 18 la diretta, alle 19 la messa solenne del Patriarca. Grazie a Lorenzo Maier, noi ora andiamo in pubblicità. Restate con noi, ci rivediamo tra pochissimo. Eccoci nuovamente in diretta con il nostro telegiornale. Ringrazio e saluto per essere collegata con noi Samantha Grossi, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Treviso. Buongiorno. Buongiorno e buongiorno a tutti. Grazie, allora grazie per essere con noi. Si sta molto parlando, Presidente, in queste ultime ore di sanitari Novax, personale sanitario Novax. Siamo ormai arrivati, diciamo, alla fine di questo percorso che con il decreto legge ha portato all'obbligatorietà del vaccino, della vaccinazione anti-Covid per chi lavora appunto nel settore sanitario, eppure insomma c'è ancora uno zoccolo duro di persone tra medici, infermieri, OS che non si sono vaccinati. Ormai le varie ULSS hanno avuto ordine, no, dalla Regione di procedere con le sospensioni. Proprio l'altro ieri avete avuto un incontro con il direttore della sanità regionale, il dottor Flor, quindi come si procederà ora, e voi anche come ordini come vi ponete nei confronti di questi professionisti non vaccinati? Allora, diciamo che abbiamo scoperto con la riunione di venerdì appunto con il direttore della sanità veneta che purtroppo sono tanti operatori sanitari Novax, perché ne abbiamo circa 20.000 in tutta la regione. Per cui la difficoltà, infatti la discussione è stata improntata sul problema. Ma non è che possiamo pensare, no, di sospendere 20.000 operatori sanitari, perché rischiamo di avere poi un'interruzione dei servizi o magari di interi reparti dove magari c'è la maggiore concentrazione di operatori Novax, per cui dobbiamo un attimo calibrare insieme anche con le ASL come procedere alle sospensioni in maniera insomma graduale. Però hanno garantito che appunto dalla prossima settimana incominceranno ad arrivare le nuove sospensioni. Noi come ordini siamo stati molto compatti tutti, dicendo che comunque insomma in breve tempo bisogna sospenderli comunque tutti, non dobbiamo avere l'alibi dell'interruzione di servizio per non sospenderli, perché il tempo ormai è scaduto da molto, perché dal 1° di aprile insomma tutta l'analisi dei dati, tutti i certificati che hanno inviato Novax che comunque poi non rispondono alle convocazioni si eclissano, e adesso insomma siamo arrivati al punto che dobbiamo mettere un termine. Per cui noi come ordini, diciamo, il decreto legge è chiaro, che poi è stato convertito nella legge 76, no? Noi recepiamo solo per gli ordini una presa d'atto, è una sanzione amministrativa. Noi non abbiamo la necessità di aprire un procedimento disciplinare, perché recepiamo solo la sospensione che viene data, insomma, che ci viene comunicata dall'ULSS o dal datore di lavoro. Il problema qual è? E io sono molto preoccupata specialmente per diciamo, la provincia di Treviso, che dai dati che insomma ci hanno dato ci sono parecchi Novax, oltre all'interno dell'ospedale, ma sono solo 848,
ma tra le case di riposo, la sanità privata e le strutture, insomma, o liberi professionisti, sono 2847. E vuol dire mandare in tilt comunque una residenzialità degli anziani che è già in sofferenza per carenza di personale infermieristico, che le case di riposo appunto non riescono a reperire, perché vi assicuro che non c'è più un infermiere, diciamo, disoccupato, stanno tutti lavorando. Le case di riposo in questo momento si stanno rivolgendo all'estero, per cui insomma rischiamo la chiusura dei centri residenziali per anziani, e anche questo non va bene. Se sommiamo poi le sospensioni dei Novax andiamo a collasso. Oltre che poi sicuramente ci sono dei problemi all'interno degli ospedali, specialmente della Marca Trevigiana, perché ci sono reparti magari dove hanno una più alta concentrazione, perché insomma se è uno per reparto si riesce anche a sospendere, e come abbiamo, diciamo, affrontato le 3 ondate di coronavirus, riusciamo anche, insomma, a sopperire alla carenza di un Novax. Il problema è quando ce ne sono magari 4, 5, 6 in un unico reparto. Dobbiamo trovare delle strategie organizzative diverse. Non può essere un alibi quello, lo sospenderemo più avanti, perché se il termine è il 31 dicembre della sospensione, dopo per carità magari ci sarà anche una proroga della legge, però voglio dire noi dobbiamo tutelare la salute dei cittadini insieme con appunto l'ULSS e anche la regione, perché stiamo collaborando insieme con le aziende trovare una strategia diversa organizzativa per la carenza di queste assenze e sospensioni, insomma, dei Novax. Ecco, peraltro Samantha Grossi, alla fine, diciamo, i colleghi di queste persone Novax, di questi infermieri, medici, OS Novax che si sono vaccinati e che lavorano appunto nei reparti, rischiano poi di doversi accollare ulteriore lavoro e magari dover per esempio rinunciare alle ferie, ai riposi che in questo momento, insomma, lo sappiamo, arrivano attesi da molto, visto l'anno e mezzo di super lavoro al quale sono stati sottoposti tutti i reparti ospedalieri a causa della pandemia. Sì, assolutamente sì, però insomma c'è il sentore che per quanto insomma siamo stanchi, sfiniti, siamo più disponibili a sopperire all'assenza dei Novax piuttosto che pensare, e le assicuro che siamo veramente impauriti e disperati al pensiero di affrontare un'altra ondata. Per quello è la cosa che ci sta, diciamo, a livello proprio emotivo devastando di più. Cioè, siamo proprio nel filo del rasoio, perché vediamo che appunto aumentano i contagi, e io ho visto l'ultimo studio dell'Istituto Superiore di Sanità, dove è evidente che la vaccinazione comunque ha degli effetti, perché negli ultimi 30 giorni, se su 27.535 positivi più di 21.000 sono non vaccinati, insomma penso che la matematica non è un'opinione e il risultato con la vaccinazione c'è, non ci sono più scusanti, insomma. Ormai insomma sono 7 mesi che vacciniamo, non possiamo lasciar correre, insomma, su una cosa così. Ecco, peraltro diciamo che poi un sanitario Novax rischia di contagiare i propri pazienti, quindi di contagiare quelle persone che dovrebbe curare sì, e proteggere, no? E quindi è questo anche che effetto le fa poter pensare che un medico piuttosto che un infermiere non vaccinato vada a contagiare una persona che è in ospedale perché è malata, magari di cancro, e non si è potuta vaccinare, no? Quindi è ulteriormente, diciamo, preoccupante questa cosa.
No, non è accettabile. Assolutamente sì, non è accettabile e anche insomma la Regione non deve accettare. Guardi, le dico, io ogni giorno mi arrivano diffide, mi accettano. Dall'altra parte invece ho infermieri che addirittura mi girano via me il Green Pass, per cui i Novax si smaschera dietro alla privacy e dopo ho gli infermieri che mi gira il Green Pass. Per cui non possiamo accettarlo, cioè, le dico, gli operatori sanitari tutti devono tutelare la salute di tutti i cittadini e ancora di più dei cittadini che necessitano di cure. Per cui o cambiano lavoro, se proprio non vogliono saperne di vaccinarsi, devono cambiare lavoro. Dopo è vero che questa situazione si è creata per una programmazione sicuramente sbagliata negli anni, perché siamo già comunque in sofferenza insomma di personale e questo va ad aggravare ulteriormente la situazione. Però insomma io non ho più tolleranza, cioè tolleranza zero contro gli operatori Novax, che tra l'altro si rifiutano anche di fare il tampone. Adesso non vogliono neanche più sottostare alla sorveglianza sanitaria, perché molto probabilmente hanno paura di risultare positivi e poi lo sanno benissimo che dovrebbero risponderne loro personalmente se vengono a contagiare appunto i pazienti nel reparto. Dall'altra parte non capisco la Regione perché sia così intimorita dai ricorsi che insomma i Novax stanno comunque già attuando, ma abbiamo insomma la maggior parte delle sentenze abbiamo visto che non gli dà ragione, ma penso sia più facile affrontare un ricorso di un Novax a una sospensione piuttosto che affrontare insomma una causa penale perché magari si sono contagiati dei pazienti avendo personale Novax. Ritengo inoltre che il cittadino ha il diritto di sapere quando entra in ospedale o quando entra in una struttura sanitaria o sociosanitaria, di sapere chi non è vaccinato. Deve saperlo perché è un diritto. Non c'è nessuna privacy qui, perché quando tu stai facendo assistenza e stai dando un servizio pubblico, la privacy non conta più, perché se il tuo scopo è quello di assistere, curare e tutelare la salute, devi anche metterti insomma si chiama pubblico servizio, per cui non c'è privacy ed è giusto. Io non vorrei ghettizzare come stanno facendo dall'altra parte invece i Novax, no? I Novax tendono a ghettizzare i vaccinati o ad escluderli perché poi magari non ti salutano neanche più. Però il cittadino deve avere il diritto di sapere se chi lo assiste è vaccinato o meno. Anzi, io invito anche tutti i cittadini, se è vero che la prossima settimana inizieranno ad arrivare le prime sospensioni, a verificare, perché il cittadino, l'albo di ogni ordine è pubblico e il cittadino ha insomma il diritto di andare a verificare, per cui invito tutti i cittadini a verificare nell'albo di ogni singolo ordine se quelle persone insomma o infermieri o medici o psicologi possono verificarlo se sono sospesi o no, perché una volta che abbiamo recepito la sospensione viene anche pubblicata nell'albo. Certo, io la ringrazio per questo suo intervento, insomma, che ha chiarito senza ombra di dubbio insomma, quella che è la posizione dell'ordine delle professioni infermieristiche. Grazie quindi a Samantha Grossi per questo collegamento. Buon lavoro, anzi buone ferie, perché lei ci ha raggiunta dalle ferie, quindi la ringrazio anche per questo. Grazie, buona giornata a lei.
lei. Grazie a voi. Un saluto. Credo che abbiamo già in collegamento anche, eccolo qui, lo vedo ora, il direttore generale dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana, Francesco Benazzi. Buongiorno direttore, grazie, grazie per essere con noi. Ecco, non so se abbia avuto modo di sentire, insomma... Ho avuto modo di sentire, sì. Ecco, certo. È una posizione anche molto rigida, quella degli ordini professionali, quello in questo caso delle professioni infermieristiche, lo stesso possiamo dire per quello dei medici nei confronti di questi sanitari che rifiutano sostanzialmente la vaccinazione. Lei ieri ha annunciato, insomma siamo ormai arrivati alla fine, dalla prossima settimana partiranno le lettere. Sì, assolutamente sì, mi preoccupa un po' però questa posizione rigida dell'ordine, dico anche perché noi siamo in un campo dove dobbiamo garantire la salute ai cittadini. Se effettivamente questo bisogna valutarlo, verificarlo, farò anche un incontro veloce con i sindacati per capire, perché nel momento in cui noi mettiamo fuori dal servizio infermieri, OSS e medici, il rischio di interruzione di pubblico servizio esiste. Per cui noi siamo obbligati come datori di lavoro tutti a garantire ovviamente la continuità delle cure. Per cui dovremmo capire quanti dei nostri infermieri, medici che sono già stati oberati in questo periodo di chiaramente impegnativo, dove la pandemia ha provocato evidentemente grandi quantità di ricoveri, di conseguenza anche tanta gente che ha dovuto fare orari di straordinario, eccetera. Quanto sono disponibili questi a fare degli straordinari ulteriori per sopperire a questi colleghi che ovviamente saranno sospesi, e quanti sono disposti a rinunciare alle loro ferie per garantire la continuità del servizio. Questo è un argomento purtroppo che dovremmo verificare, perché è molto semplice per chi ha una gestione minima dove riesce in qualche modo a sopperire, ma in certi reparti, in certe situazioni dove ci sono più infermieri o più medici, e soprattutto dove non si trovano infermieri e medici, le difficoltà posso immaginare siano effettivamente tante. Io però comunque darò corso a queste ovviamente lettere, che poi arriverà alla sospensione nel momento in cui, nei 5 giorni in cui mandiamo via la lettera, le persone non andranno a vaccinarsi. Chiaramente è un appello a questi: andate a vaccinarvi, perché sarebbe drammatico sospenderli dal lavoro, anche dal punto di vista professionale, credo drammatico per loro, perché vanno a interrompere un servizio, vanno ovviamente a non fare più per quello per cui hanno studiato e chiesto di lavorare, per cui ritengo assurdo non farlo. D'altronde ha ragione anche la Presidente dell'Ordine quando dice effettivamente noi dobbiamo garantire anche quelli che ovviamente i pazienti, ma anche quelle persone che si sono volontariamente vaccinate, e quindi sarebbe uno sfregio per questi continuare a lavorare con chi ovviamente non è vaccinato. Quindi dobbiamo compendiare queste due esigenze, e mi credo non è facile. Immagino, direttore, lei è d'accordo sul fatto, come diceva appunto la Presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche, che i pazienti abbiano il diritto di sapere se il medico piuttosto che l'infermiere che li sta prestando delle cure sia o meno vaccinato? Quindi c'è una privacy secondo lei? No, ecco, Sì. Si era scollegato. Dicevo, lei è d'accordo? Certo. Sì, guardi, allora c'è una normativa, che è la legge sulla privacy, che va rispettata e andrebbe rispettata, quindi è chiaro che, però mi pare di aver capito che gli ordini renderanno pubblico questo elenco, per cui loro fanno bene, ognuno si prende le responsabilità di fronte al garante della privacy, per cui io non ho niente da dire. È giusto che i pazienti, le persone, gli assistiti sappiano che è il medico che rifiuta la vaccinazione, sono d'accordo. Mi pongo dal punto di vista etico qualche problema legato al fatto che il garante della privacy è stato chiarissimo, è stato anche con noi, tant'è che i medici competenti delle ULSS che hanno fatto le visite non hanno passato al datore di lavoro, cioè a noi direttori generali, l'elenco delle persone non vaccinate. Ecco perché noi abbiamo dovuto ovviamente ritardare i tempi, perché abbiamo dovuto rimandare via a queste persone, dando a questi il tempo di rispondere o di vaccinarsi o di trovare
una soluzione il perché non si vaccinano, il perché non si vaccinano. Tant'è che abbiamo istituito la commissione e questa commissione sta vagliando proprio queste persone, perché i medici competenti, a seguito di, come dire, di una direttiva del Garante, hanno deciso di non darci i dati. Quindi insomma c'è anche questo problema insomma da tenere in considerazione. Ecco, assolutamente sì. Per quanto riguarda i contagi, ora abbiamo visto prima in apertura del telegiornale quelli che sono i nuovi dati del bollettino regionale, insomma altri 380, ora non ricordo esattamente a memoria, in Veneto, aspetti che ce l'ho, 379 ecco, nuovi casi di positività, Verona è la prima, ma insomma anche Treviso continua ad averne parecchi di nuovi. Che novità ci sono? Ci sono dei nuovi focolai? C'è qualche novità in questo senso? No, diciamo che i due focolai che noi abbiamo sono sempre quelli, chiamiamoli così, Jesolo / Treviso, festa di Jesolo, festa di Treviso, e quindi stiamo ancora lavorando su questi, però lo sappiamo benissimo che, e anzi siamo quasi certi, parlando anche col nostro servizio di microbiologia, ma anche sentendo un attimino i dati in generale, che la variante Delta sarà quella dominante sicuramente anche in provincia di Treviso per la prossima settimana. Quindi è chiaro che noi dobbiamo, come dire, essere pronti ad avere sicuramente tanti positivi. Allora, cosa possiamo dire alle persone? Beh, intanto di utilizzare mascherine, rispettare le distanze, ma soprattutto vaccinarsi, perché noi abbiamo, come dire, un buco importantissimo che va dai 12 anni fino sostanzialmente ai 22-25 anni, dove il tasso di copertura è ancora bassissimo, e tanto per dirli, i vaccinati con una prima dose e anche prenotati all'8 settembre tra 20 e 29 anni sono 64,1, da 12 a 20 siamo intorno al 34, quindi lei capisce che per arrivare al 65-70% abbiamo ancora molta strada. E allora, tant'è che proprio abbiamo fatto una campagna come dire, di pubblicità, utilizzando proprio i giovani in modo tale che siano loro i testimonial per dire ai coetanei: mi raccomando, vaccinatevi, perché lo sappiamo benissimo, ormai è un dato certo, che oltre l'80% delle persone che contraggono il virus, no, che poi si ammalano per carità, che contraggono il virus sono tutti non vaccinati, e tutti quelli che fino ad oggi abbiamo ricoverato in ospedale, abbiamo un caso anche oggi purtroppo di una classe 68 in terapia intensiva appena arrivato, e ho fatto il giro in ospedale appena arrivato, che purtroppo anche questo non è vaccinato. Noi come ciclo di copertura completa dei 12 anni in su abbiamo il 48,5% e come immagino è molto basso. Siamo coperti sul fronte over 70, siamo scoperti sugli altri fronti. Quindi è chiaro che è dimostrato che la vaccinazione protegge la seconda dose della vaccinazione, questo è chiaro. Con la prima dose abbiamo avuto anche qua delle persone che sono diventate positive, ma per fortuna non si sono ammalate da ricovero ospedaliero. Ecco, direttore, quindi un'altra persona, insomma giovane, un 53enne in terapia intensiva, è la notizia di oggi. C'è anche una ricoverata in ospedale, una donna incinta, no? Una donna in gravidanza. In questo caso, diciamo, che consiglio lei si sente di dare alle donne in gravidanza o che stanno programmando una gravidanza? Ma guardi, allora il consiglio migliore è: loro sono seguiti dai ginecologi, che sono persone, medici, quindi persone che hanno la competenza per dire alla donna se vaccinarsi o non vaccinarsi. La signora che è arrivata in ospedale, purtroppo lei voleva vaccinarsi, ma è stato lo stesso ginecologo a dirle di non vaccinarsi, quindi non è una Novax, non è una che non voleva vaccinarsi. Evidentemente la situazione era tale che il professionista ha ritenuto di non vaccinarsi, quindi fate riferimento ai vostri specialisti, ai vostri ginecologi, i quali vi diranno cosa fare. Ecco, direttore, la variante Delta, no? Si diceva già ieri, ormai è diventata la prima, è diventata prevalente in provincia di Treviso, quindi questo diciamo preoccupa in qualche modo, data la grandissima contagiosità di questo tipo di variante. Preoccupa molto perché facilmente ci si contagia, facilmente viene trasmessa questa variante. Quindi continuo a ribadire massima attenzione, lavaggio delle mani, uso della mascherina, distanziamento, ma poi la
il risolutore di questo problema si chiama vaccino. Cercate di vaccinarvi. Oggi facciamo solo Pfizer, quindi voglio dire, anche se ci sono stati tanti discorsi su certe tipologie di vaccino, a DNA eccetera, oggi facciamo solo Pfizer, quindi un vaccino che è comprovato, che è sicuro, per cui piuttosto di tornare in ospedale e riprendersi la malattia come sta succedendo per i non vaccinati, vi prego, vaccinatevi. Ecco direttore, ma ci sono posti liberi? Cioè per chi volesse vaccinarsi in questo momento ci sono posti liberi o bisogna aspettare l'appuntamento a settembre? Noi abbiamo oggi liberi, chiaramente fino a settembre, 52.418 posti, cioè tantissimi, e abbiamo il vaccino per coprire tutto, per cui non c'è problema, anche se hanno un po' ridotto le scorte di vaccino, però non abbiamo problemi per fare le prime dosi, né problemi per fare i richiami delle seconde dosi, per cui il messaggio che deve passare è: venite a vaccinarvi. E l'altro messaggio importante che deve passare: se avete un minimo sintomo, se pensate di essere stati in contatto con qualcuno di positivo, se tornate dall'estero, oltre che mettervi nelle aree a rischio, tipo la Spagna, la Croazia, eccetera, dovete mettervi in quarantena e dovete ovviamente fare il tampone. I centri sono aperti, il tampone è gratuito, per cortesia andate a farvi il tampone. Ecco, questo sicuramente è molto importante. Un'ultima domanda proprio rapida volevo farle, direttore, ed è relativo al recupero delle prestazioni. Purtroppo in questi 15 mesi insomma c'è stato un accumulo davvero consistente di prestazioni sanitarie non erogate, si sta cominciando a recuperare? Sì, con un po' di difficoltà devo dirle da parte ovviamente nostra, perché come dicevo prima i nostri operatori stanno facendo le ferie, ecco, quelle che ovviamente meritano di fare perché hanno passato un periodo difficilissimo. Contemporaneamente la carenza di specialisti è evidente, non riusciamo a trovarli nel mercato, e certe ovviamente specialità tipo la pneumologia, che è stata in prima linea, hanno un numero di prestazioni maggiore degli altri. Noi contiamo comunque, anche perché abbiamo chiesto di poter fare prestazioni aggiuntive ai medici e al personale infermieristico, abbiamo chiesto di poter ovviamente avere la possibilità di assumere, che ci è stata data quel poco che possiamo trovare, anche se come sapete tutti ormai i medici si fa fatica a trovarli e gli infermieri, le graduatorie sono esaurite. Comunque in qualche modo cercheremo di fare, e contiamo, se tutte queste cose vanno al loro posto, e noi ce lo auguriamo, di entro dicembre di azzerare le liste d'attesa. Bene, io la ringrazio direttore, grazie per essere stato con noi. Voi, buona domenica. E buona giornata, grazie. Noi ora diamo la linea alla regia per un'altra pausa pubblicitaria, restate con noi, ci rivediamo tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta con il nostro telegiornale. C'è un aggiornamento per quanto riguarda i controlli negli aeroporti. È uscita un'agenzia ora, la Regione del Veneto è pronta per emanare una nuova ordinanza. Il presidente Zaia ha detto poco fa: stiamo lavorando ad un'ordinanza per incentivare i controlli agli arrivi negli aeroporti, nei porti e nei confronti dei cittadini in generale che provengono da paesi europei che oggi sono oggetto di forte contagio. Presenteremo questa ordinanza rapidamente, spiega il governatore, conto di firmarla alla volta di domani, in modo che ci consenta di essere operativi già nei primi giorni della settimana con una campagna di tamponi aggressiva. I controlli, precisa Zaia, riguarderanno anche i viaggiatori che rientrano dalle vacanze e non solo. Questa dunque è la novità delle ultime ore a fronte dell'incremento dei contagi anche nella nostra regione e dell'incremento della variante Delta, che appunto, come lo sappiamo, purtroppo è estremamente contagiosa. Vedo che abbiamo in collegamento già il nostro prossimo ospite. Grazie per essere con noi e benvenuto a Giampaolo Sbarra, vicepresidente nazionale dell'ADI, l'Associazione Dirigenti Docenti Italiani. Buongiorno.
Buongiorno a tutti. Buongiorno Sbarra. Allora, l'avrete capito, parliamo ora di scuola, scuola che appunto si appresta alla riapertura di settembre con tutta una serie di interrogativi legati appunto alla situazione pandemica. Il virus purtroppo ha ripreso a circolare in maniera anche preoccupante nel nostro territorio e non solo. Si cerca di spingere l'acceleratore sulla vaccinazione, soprattutto per quanto riguarda gli insegnanti, un nodo quindi particolarmente caldo quest'ultimo, no? Si è parlato anche di obbligatorietà della vaccinazione. Lei, Sbarra, che cosa ne pensa di questo? Ma io penso innanzitutto che la scuola in settembre debba cominciare in presenza con molte garanzie. Ovviamente con la garanzia che non debba chiudere dopo un mese come l'anno scorso. E quindi bisogna creare tutte le condizioni che consentano questa ripresa regolare. Tra le condizioni vi è la vaccinazione dei docenti e degli studenti, ma vi sono tante condizioni, come dire, logistiche di supporto che devono essere affrontate e che dovevano essere affrontate anche nei mesi scorsi. Penso ai trasporti, penso alle aule, penso a un distanziamento serio, ovvero sia la questione del metro tra le rime buccali, diciamo che è insufficiente, servono più aule, servono classi molto meno numerose e quindi serve un numero di docenti adeguato. Io non credo che abbiamo ancora queste condizioni e quindi il vaccino per i docenti è necessario, però è necessario anche tutto il resto. Ecco, è necessario, ma quindi diciamo per convincere chi non è intenzionato a vaccinarsi come si può fare e quali sono anche i numeri che voi dal vostro osservatorio avete per quanto riguarda proprio gli insegnanti Novax? Beh, io i numeri nel dettaglio per il Veneto e per l'Italia non li conosco. So che ci sono alcune migliaia di insegnanti che non sono ancora vaccinati e alcuni non intendono vaccinarsi. Questo è un bel problema. Però io personalmente non voglio ridurre la questione all'obbligo dei vaccini. Se sarà necessario, qualcuno dovrà rendere i vaccini obbligatori. Però questo non può essere, come dire, la scusa per non affrontare tutto il resto dei problemi che dovevano essere affrontati già un anno fa, già 6 mesi fa, e quindi non può essere un pretesto per non fare il resto, dire dobbiamo obbligare a vaccinare. Obbligheremo a vaccinare se sarà indispensabile e qua ci servirà una legge nazionale, regionale, qua lo decideranno le autorità competenti, perché gli insegnanti devono essere vaccinati e non può essere, come dire, un caso se gli insegnanti o gli studenti poi impongono la chiusura della scuola. Questo tema deve essere affrontato con serietà, però insieme a tutto il resto. Ecco, tutto il resto, no? Dicevamo aule, dicevamo distanziamento fra i ragazzi, quindi maggior numero di insegnanti per dividere, il piano dei trasporti, perché insomma alla fine sono dei nodi che c'erano anche prima sostanzialmente della pandemia, che sono poi esplosi con appunto gli ultimi sviluppi, insomma, e tutte le difficoltà ovviamente. Non possiamo accusare la DAD di essere responsabile del peggioramento degli apprendimenti. La responsabilità va alla chiusura delle scuole, quindi le scuole devono restare aperte. La DAD è uno strumento essenziale in momenti di emergenza e quindi in realtà va potenziata sul piano, come dire, logistico degli strumenti, ma anche sul piano della formazione dei docenti. Insegnare a distanza non significa riproporre a distanza l'insegnamento in presenza. Insegnare a distanza è un altro modo di insegnare, quindi bisogna potenziare la formazione e non, come dire, dileggiare, disprezzare la DAD. La DAD è uno strumento per momenti di emergenza, oltre che uno strumento di supporto in momenti di scuola tradizionale. Non voglio nemmeno pensare cosa sarebbe potuto accadere nella scuola se non ci fosse stata la DAD nell'ultimo anno e mezzo. No, Sbarra. Esattamente, purtroppo ci sono parti del territorio nazionale e forse anche parti della nostra regione che sono poco servite sul piano logistico e qua c'è un intervento da fare molto ma molto importante sul piano logistico, quindi le reti
e poi sul piano della disponibilità di strumenti per le famiglie, perché non dimentichiamoci che ci sono ragazzi fortunati che hanno famiglie che possono seguire, che hanno spazi in casa, che hanno molte dotazioni informatiche. Abbiamo famiglie numerose con spazi piccoli e con pochi strumenti dove ovviamente la penalizzazione è molto maggiore. Sono tutte questioni da affrontare e qua è un problema di governo, non di governo nazionale solo, ma anche di governo regionale. Ecco, lei accennava poco fa alla preparazione degli alunni, il riferimento immagino ai risultati dei test invalsi che hanno purtroppo messo in evidenza un notevole peggioramento, insomma, della preparazione scolastica dei nostri ragazzi. Secondo lei a che cosa è imputabile? Questo lei diceva, non bisogna puntare il dito contro la DAD. No, è certamente imputabile alla chiusura della scuola, alla lunga chiusura della scuola. Ma anche questo andava affrontato in maniera molto ragionevole. Ad esempio, bisognava puntare sul tenere certamente aperte le scuole elementari, la primaria e una parte delle medie. Questo era possibile perché la scuola primaria ha 1 o 2 maestri per classe. Invece le superiori è più problematico perché ci sono tanti professori, ci sono tante materie, ci sono spazi più articolati. Allora bisognava immaginare fin dall'inizio per le superiori una presenza a scuola al 50% e in DAD al 50%, alternando per settimane. Sono molte possibilità di articolazione, però deve essere ragionevole la progettazione e a lunga scadenza non deve essere come dire, casuale o dettata dall'emergenza immediata. Purtroppo fino all'anno scorso la ministra voleva tenere aperto tutto e con questa scusa in realtà abbiamo chiuso quasi tutto. Quindi bisogna affrontare la questione con razionalità e con una programmazione a scadenza medio-lunga. Ecco, dalla sua esperienza, insomma, di tanti anni passati a scuola, passati nelle classi, diciamo, i ragazzi riusciranno a recuperare o resterà, insomma, un segno di questi 15 mesi così difficili? Li potranno recuperare secondo gli strumenti che noi riusciremo a dare loro. E quindi bisognerà aumentare come dire, le dotazioni, aumentare anche le ore di lezione, ma non indiscriminatamente. Ci sono materie, come dire, più importanti e altre che possono, come dire, che possono esercitare la loro attività in tempi diversi. Qua bisogna aumentare la flessibilità delle scuole, quindi l'autonomia scolastica è uno strumento importante da esercitare però con libertà da un lato e con responsabilità dall'altro. Però le scuole devono essere libere di articolare i loro orari. Ci sono dei vincoli che sono ormai insostenibili. Il primo vincolo è quello dell'aula, per esempio. Questo è un vincolo che va superato. Un vincolo è anche la classe. Anche la classe va superata, perché nelle classi abbiamo studenti con diverse potenzialità. Quindi la scuola deve essere libera di organizzarsi, però deve essere controllata, deve essere anche valutata. Quindi responsabilità e valutazione. Ecco, è stato messo in evidenza nell'ultimo periodo anche il gravissimo problema dell'abbandono scolastico che è stato ulteriormente accentuato dalla pandemia. Sì, ma l'abbandono è un problema che ha 30 anni. Cioè noi lo conosciamo da sempre il tema dell'abbandono scolastico e sappiamo che ci sono realtà più penalizzate nel meridione d'Italia, ci sono realtà più penalizzate nelle campagne o nelle zone di montagna, ci sono realtà più penalizzate nella differenza tra istituti professionali e licei. Cioè, tutto questo noi lo conosciamo benissimo, è che non si riesce a mettere in campo un'azione significativa per affrontare questo problema. Dopodiché che la pandemia abbia esasperato la questione è anche vero, però non è una novità. E quindi l'Italia deve capire che deve investire sulla scuola perché deve investire sugli insegnanti e sulle strutture, scuole nuove e polifunzionali, insegnanti formati e selezionati. Ma vede, noi siamo in una condizione purtroppo di avere circa 230.000 precari
230.000 precari vuol dire che per i prossimi 5-6 anni dovremo solo assumere precari, perché tenga conto che adesso i concorsi che si fanno anche per le discipline scientifiche vedono un elevato numero di insegnanti che non superano il concorso, ma anche questi insegnanti che non superano il concorso il prossimo anno insegneranno. Questa è una delle contraddizioni italiane, cioè non riusciamo ad arrivare a un punto zero dal quale cominciare ad assumere gli insegnanti che servono là dove servono. Non tutti gli insegnanti, perché ne abbiamo migliaia e migliaia di precari. Certo, io la ringrazio Sbarra per questo approfondimento, insomma, sulle tematiche della scuola. Grazie per essere stato con noi e buon lavoro. Grazie a lei, arrivederci a tutti. Grazie, un saluto. Allora noi ora torniamo a Venezia perché vedo nel monitor, nel preview, delle bellissime immagini del ponte di barche del Redentore. Abbiamo in collegamento il collega Filippo Fois. Buongiorno Filippo. Buongiorno Marta e buongiorno ai nostri telespettatori. Avrete visto l'inconfondibile campanile di San Marco con la piazza, il Palazzo Ducale. Noi siamo sopra il ponte votivo, quello che durante la festa del Redentore collega la città con l'isola della Giudecca, conducendo poi a quella che vi farà vedere adesso Simone Merlo, che è la chiesa del Redentore, edificata nella seconda metà del Cinquecento su progetto del Palladio. Oggi è ancora una giornata di festeggiamenti. Ieri sera è stata la cosiddetta notte famosissima, quella dei fuochi d'artificio, che sono tornati dopo un anno di assenza a causa della pandemia. È stata una notte di cui probabilmente forse avete già fatto vedere le immagini di festeggiamenti, che si è svolta secondo dei nuovi canoni richiesti dalle norme anticontagio, per cui era obbligatoria per alcune zone di Venezia per assistere ai fuochi una prenotazione, era necessario il Green Pass. Più o meno sono state circa 18.000 le persone che si sono prenotate, più all'incirca, conteggiando un po' tutti, 80.000 persone erano in giro per la città, naturalmente tantissimi veneziani, tantissimi turisti, soprattutto provenienti dal Veneto. È stata una prova del 9, possiamo dire, per quello che riguarda l'organizzazione di un grande evento con il Green Pass, e dobbiamo dire che tutto si è svolto secondo i piani prestabiliti. In città c'erano molte forze dell'ordine, molti volontari della protezione civile, la gente si è comportata in maniera impeccabile, per cui possiamo dire che da questo punto di vista l'organizzazione è funzionata esattamente così come ci si era proposti. Oggi è una giornata più dedicata alla riflessione, alla fede. I veneziani continuano ad affluire attraverso questo ponte per raggiungere la chiesa in pellegrinaggio, e quindi questa sera, a partire dalle ore 18, ci sarà la Santa Messa, anzi alle 18 noi prenderemo la linea, alle 19 poi ci sarà la Santa Messa officiata dal Cardinale di Venezia, Francesco Moraglia. Marta. Ecco, Filippo, allora quella di oggi, diciamo, è una giornata dedicata alla festa più religiosa, insomma, rispetto alla nottata invece di grandissima festa che come ogni anno, tranne l'anno scorso, insomma, ha allietato la notte del Redentore dei veneziani, che diciamo, girando per Venezia, tu sei veneziano, quindi che spirito si è visto in città per questo Redentore, per questa festa del Redentore così particolare, dicevi tu, insomma, il primo grande evento con il Green Pass, con queste limitazioni, e che è tornato dopo lo stop dell'anno scorso, che sappiamo appunto ha annullato i festeggiamenti. Quindi che clima si respirava? Devo dirti che abbiamo qualche problema con il collegamento audio, ma credo di aver capito la domanda, è un po' sullo spirito con cui è stata affrontata questa festa. Lo spirito è quello di una città che si sta risvegliando, come il resto della nostra regione e il resto del paese, di una città che ha voglia di ripartire, e di una città che ha festeggiato, se me lo consenti, il Redentore, forse per il fatto anche che mancavano le grandi folle, le folle oceaniche di turisti provenienti da ogni angolo del mondo, che forse a volte poco sanno delle tradizioni veneziane. L'ha festeggiata secondo veramente quelle che sono la tradizione. È stato un ritorno veramente non solo ai grandi eventi. Nel frattempo ci spostiamo
spostiamo e raggiungiamo la chiesa. È stato veramente non solo un ritorno ai grandi eventi in presenza, ma anche un ritorno molto forte a quello che era il Redentore così come lo si conosceva fino a qualche decennio fa. Da questo punto di vista le sensazioni in città sono davvero molto buone, sono quelle proprio di una città che è riuscita a vincere questa prima sfida di un evento importante, organizzato, rispettando al 100% tutte le prescrizioni anticontagio e che lentamente si sta riaprendo a una vita che deve e dovrà tornare il prima possibile a quelle che erano, diciamo, le modalità con le quali eravamo abituati a vivere questa splendida città. Ecco, una festa, quella del Redentore, che sappiamo nasce proprio per festeggiare la fine di una delle più drammatiche pestilenze che hanno segnato il Cinquecento, quindi oggi, diciamo, in questa situazione di pandemia come si vive, insomma, questa festa? Beh, sicuramente c'è questo trade union molto importante, tra l'altro proprio qua di fronte, adesso ve la faccio vedere tramite sempre il nostro Simone Merlo, si vede anche la Chiesa della Salute, che è stata edificata dopo un'altra tremenda pestilenza che colpì Venezia nel 1600, per cui ci sono queste due chiese che si fronteggiano qui alla Giudecca, proprio a ricordare quella che era stata due profondissime crisi per la città di Venezia, molto più pesanti rispetto a quello che io nel frattempo avviso Simone che iniziamo ad andare verso la chiesa, molto più drammatiche come conseguenze rispetto a quella che abbiamo vissuto oggi, che qui si è fatta sentire naturalmente anche per dei lutti che sono gravissimi, ma si è fatta sentire più che altro dal punto di vista economico. Certo è che comunque le circostanze nelle quali si festeggia questa festa del Redentore sono particolarmente significative, proprio come hai detto tu, per quello che è lo scenario nel quale si torna a festeggiare questa ricorrenza. Ecco, la pestilenza, stavo infatti cercando proprio i dati, la pestilenza che flagellò Venezia tra il 1575 e il 1577, al termine della quale appunto fu costruita la basilica progettata da Andrea Palladio, la Basilica del Redentore, provocò, pensate, la morte di più di un terzo della popolazione della città di Venezia. Quindi è chiaro che la fine di questa pestilenza fu vissuta, insomma, come un momento davvero di grandissima liberazione, no? dalla popolazione. Allora, festa religiosa, festa pagana, no? Dicevamo. Assolutamente. Festa religiosa e pagana questa, fatta appunto di fuochi d'artificio, di festa sulle barche, di casse di anguria, insomma di cene tradizionali per i veneziani, ma fatta anche di una profonda religiosità, no? E, come dicevamo, questa sera ci sarà la messa solenne del Patriarca Moravia. Come spesso capita in questi casi, si mescolano i due aspetti delle festività. C'è un lato religioso, più di riflessione, e un lato più spensierato. Tra l'altro ieri nel corso dei fuochi d'artificio ci sono stati anche un rimando molto importante ai 1600 anni dalla fondazione di Venezia, che si celebrano quest'anno. È una data di fondazione della città, dobbiamo dirlo, che è molto discussa dagli storici, anzi, a dire la verità non è storicamente accettata, però diciamo che convenzionalmente viene fissata quella data per la fondazione di Venezia. Si trattava della consacrazione della chiesa di San Giacomo, oggi San Giacometto, che si trova ai piedi del ponte di Rialto, per cui diciamo, oltre al significato profondo di riflessione per quello che riguarda la pandemia che ha colpito duramente anche Venezia, c'era questo ulteriore aspetto, i 1600 anni di una città che insomma ha
una storia veramente molto importante, che è stata la Repubblica più longeva della storia, che ha 1000 motivi di interesse, 1000 storie, 1000 aneddoti da raccontare e 1000 bellezze architettoniche, naturalmente a partire da quella a cui siamo adesso di fronte. Ecco, dicevamo in apertura di collegamento, Filippo, che questa è stata insomma la prima grande manifestazione diciamo con delle misure eccezionali, quindi il Green Pass da esibire sul cellulare o da conservare nel portafogli, le barche che dovevano essere non troppo piene e distanziate, la prenotazione, perché non dimentichiamo, insomma, si accedeva in città solo con prenotazione. In questo senso, diciamo, è filato tutto liscio in questa nottata? Scusami Marta, perché ti sento molto male, ho sentito fino a prenotazione. Io, ecco, è filato tutto liscio, è filato tutto liscio. Questa pandemia ci sta Dicevo che questa pandemia, una delle cose che probabilmente dovremmo iniziare a guardare anche con un certo orgoglio, è il fatto che ha dimostrato comunque che la risposta da parte delle persone, da parte delle nostre istituzioni è all'altezza. Non solo si è parlato anche dell'organizzazione della campagna vaccinale, della campagna di tamponi. Ebbene, proprio in questo ambito io mi sento di inserire anche l'organizzazione di eventi come questi, che hanno dimostrato dal punto di vista proprio organizzativo, scusate la ripetizione, una precisione, una funzionalità che si è sposata in maniera veramente perfetta con quelle che sono le esigenze che ci porta la pandemia e quelle del divertimento delle persone, che comunque hanno bisogno di ritrovarsi, di riscoprire un senso di socialità e anche di appartenenza, in questo caso a una cultura millenaria. Per cui devo dire che da questo punto di vista, grazie anche all'impegno delle forze dell'ordine, dei tanti volontari della protezione civile che sono ancora attivi qui a Venezia, e al senso civico delle persone che partecipano e stanno partecipando a questa 2 giorni di festeggiamenti a Venezia, possiamo veramente dire che ancora una volta si è confermata una risposta da parte di quella che è la nostra regione, il nostro paese, veramente all'altezza della situazione. Grazie, allora, grazie per questo collegamento a Filippo Fois e a Simone Merlo. Naturalmente vi ricordo... E ci rivediamo alle 18. Esatto, ci rivediamo alle 18 con un'altra lunga diretta su Antenna 3 dedicata appunto alla Domenica del Redentore. Dalle 18 alle 19 collegamento con Venezia e i preparativi, poi alle 19 la diretta della messa solenne del Patriarca Moraglia. Eccezionalmente quindi il telegiornale di Treviso questa sera andrà in onda alle 20:30. Ed è tutto per questa edizione dei nostri notiziari. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Come sempre ci chiudiamo dando uno sguardo alle previsioni del tempo per le prossime ore con il nostro meteo. Arrivederci e buon pomeriggio. Benvenuti al Meteo. Domenica 18 luglio all'insegna di un tempo in prevalenza buono. Qualche disturbo ci sarà, ma vediamo nel dettaglio la situazione con l'aiuto della nostra grafica. Sul Veneto ci attende una giornata decisamente soleggiata, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Col passare delle ore qualche addensamento sui settori montuosi e pedemontani, dove non si escludono dei rovesci che localmente potrebbero scendere fin verso le aree di pianura. Temperature in aumento, minime tra 18 e 21 gradi, massime comprese invece tra i 30 e i 34 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui bel tempo, tanto sole e cielo poco nuvoloso, non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, massime sui 30-33 gradi. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà la stessa, con qualche precipitazione intervallata da parentesi un po' più soleggiate a partire dal pomeriggio. Temperature minime intorno a 18-19 gradi, massime sui 33 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.